Intanto entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni del 29 aprile. Nel prossimo servizio le proposte di uno dei 4 candidati alla presidenza della regione, Sergio Cecotti, che corre con la lista Patto per l'Autonomia. Andrea Vardanega. La corsa solitaria del Patto per l'Autonomia è partita alla fine dello scorso anno, un movimento che nasce dal territorio e vuole rappresentarlo in tutta la sua complessità, fuori dalle logiche e dagli schieramenti nazionali. Sergio Cecotti, come candidato alla presidenza della regione, si pone 2 priorità che riguardano l'organizzazione della macchina pubblica e quella della sanità. Sul piano amministrativo bisogna cercare di costruire un minimo di coesione istituzionale tra le varie componenti di questa regione, i comuni e la regione stessa, e tra le varie amministrazioni, che in questo periodo è stata completamente lacerata questa coesione. Sul piano legislativo credo che la prima cosa da mettere in mano sia la sanità, in particolare il riordino delle aziende sanitarie. Su tutto la convinzione di dover difendere una specialità regionale minacciata, secondo Cecotti, dalle scelte delle ultime giunte che, a suo avviso, hanno pesantemente ridotto gli spazi di autonomia finanziaria del Friuli Venezia Giulia. Se non si hanno le risorse non si possono dare servizi, non si possono fare investimenti, ed questa è la storia degli ultimi anni, in cui c'è stato un drastico calo delle entrate della regione e quindi un drastico taglio sia ai servizi ma soprattutto agli investimenti.